Il 28 agosto 1883, nell'ex chiesa dei Filippini di Chiavari, 30 volontari e 3 sacerdoti fondarono la Società Operaia Cattolica. Improntata al mutuo soccorso, la intitolarono a Nostra Signora dell'Orto. Sono passati 135 anni, un lungo cammino di bene, tant'è vero che il sodalizio ha celebrato il suo passato guardando al futuro, come se l'età non pesasse affatto. È una realtà della diocesi chiavarese e questo è un aspetto, ma le società operaie cattoliche nascono anche dal mondo del lavoro e adesso dobbiamo ritornare, quindi rimettere in campo le società operaie cattoliche con la loro formazione che ha radici nella dottrina sociale della Chiesa, riavvicinarle nuovamente al mondo del lavoro, ai giovani che sono in azienda, agli imprenditori, a tutti coloro che si riconoscono nei valori cattolici. Negli ultimi anni le società operaie si stanno aprendo, coinvolgono i giovani, appoggiano progetti concreti di sostegno. Anche Chiavari ne sta beneficiando. C'è stato un po' di nuove iscrizioni, quindi quel rinnovo generazionale che avevo chiesto sta avviandosi lentamente e spero sempre nel tempo di migliorare. La festa ha vissuto domenica 3 momenti, la messa in cattedrale, il convegno in società economica e il pranzo. Durante l'incontro culturale Fabio Guidoni ha sottolineato l'impegno solidale dello storico sodalizio. È una società che ha avuto molti presidenti vicini ai poveri, però persone che contavano, che avevano ottimi rapporti con l'amministrazione comunale, con la curia, perché la solidarietà non è soltanto un gesto singolo, ma deve essere probabilmente accompagnata, diventare un po' una catena. Ecco che allora diventa la carta vincente del sodalizio. 135 anni eppure si riparte, con l'invito a non perdere l'entusiasmo e i valori degli inizi. D'altro canto, i membri della Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto sono tutte persone preziose.